Abbiamo largamente discusso sull'invecchiamento della popolazione in Veneto, portando elementi a supporto della tesi e illustrando anche le implicazioni nelle politiche di welfare. Sono Elisabetta Lamon, mi occupo di innovazione sociale e oggi con Veneto Welfare faremo un viaggio attraverso le generazioni, parlando di giovani. Giovani o aspiranti tali che immaginano di diventare quello che vogliono, ma che invece vivono in una società sempre più rapida, sempre più complessa, che implica lo sviluppo di nuove possibilità, ma anche la crescita del livello di incertezza rispetto alle scelte che si possono fare. Ed è in questa complessità che vogliamo riprendere il grafico che ci mostra come sia proprio la generazione dei giovani a portare il peso di una società sempre più vecchia. Quindi se è vero che i giovani, forse ancor più che in passato, rappresentano la chiave fondamentale per agire sul cambiamento, forse è anche il caso di pensare alle condizioni che devono essere garantite affinché possano esercitare questo ruolo a fronte del loro indebolimento, e lo stiamo proprio vedendo nel grafico, a livello demografico, e in un contesto che abbiamo detto essere sempre più complesso. Allora addentriamoci in qualche dato demografico elaborato dalla Fondazione Corazzin su dati Demoistat. Il Veneto degli under 18 è un Veneto che vede un periodo di crescita di questa fascia d'età solo fino al 2012. Poi negli ultimi 10 anni solo una lenta decrescita. E a pesare sulla diminuzione dei giovani è stato soprattutto il forte calo delle nascite, lo vediamo proprio qui segnato in blu, che è registrabile osservando appunto l'andamento in decrescita della fascia 0-3 anni. È ancora più significativo considerare il peso percentuale delle diverse fasce d'età sul totale ovviamente della popolazione in Veneto. Vediamo in questa immagine come negli ultimi 20 anni, dal 2001 al 2021, il peso dei bambini dai 0 ai 3 anni sul totale della popolazione si è proprio drasticamente ridotto, passando dal 3,9% al 2,8%. E anche le previsioni demografiche, pensando a lungo termine, quindi all'anno 2060, indicano un calo nel valore assoluto di questa fascia di popolazione. E in generale gli under 18 entro i prossimi 40 anni passeranno da 819.000 a 670.000 unità, quindi perderemo il 18%. E i giovanissimi, gli under 6, passeranno da 265.000 a 230.000, quindi una perdita del 13,4%. Proviamo ora a considerare la fascia d'età 0-6 anni. Questo perché? Per ipotizzare delle questioni che interessano ovviamente le politiche di welfare. I territori nei quali percentualmente questa fascia d'età pesa di meno sono Rovigo e Belluno. Infatti sono i territori che abbiamo visto essere più anziani. Qui si attesta quasi un punto percentuale in meno rispetto alla media regionale di giovani. Mentre i territori più giovani sono ancora le province centrali del Veneto e quindi Verona, Vicenza, Treviso, Padova. La stessa costituzione territoriale la vediamo anche nell'analisi più generale degli under 18, quindi le due province, Belluno e Rovigo, con una scarsa concentrazione di under 18 rispetto al resto della regione. Allora si può dedurre da questi dati che questa situazione richieda un pensiero sulla programmazione futura delle politiche anche di welfare per orientare appunto la concentrazione delle risorse per strutture, per attività, per professioni dedicate al welfare, dedicate all'istruzione, ai centri di aggregazione, alla sanità specifica per questa fascia d'età.
Ed è proprio nel guardare la presenza dei bambini da 0 a 6 anni e degli under 18, che qui vedete nelle immagini, che possiamo supporre ad un bisogno di prestazioni di welfare dedicate proprio ai dipendenti con figli. Dalle prestazioni sanitarie, pensiamo ad esempio agli occhiali o al busto ortopedico, ma anche spese sanitarie che non sono previste dal nostro sistema sanitario, o ancora i contributi per le famiglie con i figli a carico, pensiamo anche ai contributi per maternità o paternità, al contributo ai lavoratori rispetto ai risultati scolastici dei figli. Ma al contempo possiamo anche presumere che, data la minore presenza di giovani da un punto di vista numerico in questi territori, sia purtroppo plausibile immaginare minori investimenti anche da parte del pubblico e del settore privato. Quindi meno servizi e meno strutture. Questo creerebbe una sorta di cortocircuito, possiamo chiamarlo così, che porta i giovani residenti a fare ulteriormente meno figli, oppure emigrare in zone ovviamente più ricche di servizi, perché nel proprio territorio non trovano le condizioni, non trovano le strutture, non trovano i servizi che incentivino questa decisione, contribuendo pertanto all'invecchiamento del territorio e logicamente anche alla conformazione dei bisogni di welfare. Ma occuparsi di giovani in Veneto significa anche guardare ad un'altra generazione, diversa da quella degli under 18 e che sta vivendo nel pieno dell'età lavorativa. Ci riferiamo a quella generazione di giovani chiamati millennials, la cui età ad oggi è la fascia tra i 28 e i 42 anni. In parte è una fascia d'età nella quale ancora qualcuno sta studiando, ma per la maggiore sono quei giovani che risultano essere inseriti nel mercato del lavoro e che lo stanno vivendo proprio nella sua complessità. Allora, cosa possiamo dire? In primis, anche qui purtroppo è interessante vedere come questa sia una fascia d'età che oggi pesa percentualmente poco rispetto al totale della popolazione. La fascia d'età tra i 25 e i 39 anni, quella che dovrebbe garantire il ricambio generazionale a livello lavorativo, sta velocemente scomparendo. Un residente su 4 nel 2001, meno del 16% 20 anni dopo. Anche la ripartizione della popolazione dei millennials nelle province del Veneto conferma l'andamento di quanto abbiamo appena detto, quindi l'andamento della concentrazione della popolazione degli under 18 e dei più giovani, e questo si vede bene appunto dall'infografica, dove le zone più tenui con il colore più tenue sono proprio quelle dove c'è una minore concentrazione. Ma come dicevo è interessante analizzare questa generazione di giovani proprio perché insieme ad una parte della X Generation sono la fetta di lavoratori che popolano di fatto il nostro mercato del lavoro. Allora, osserviamo un po' l'occupazione, l'andamento dell'occupazione. L'occupazione complessiva, quindi dai 15 ai 64 anni, nel corso degli ultimi 20 anni, nonostante periodi di grande crisi, pensiamo a quella del 2008, e per quanto appunto ci siano stati periodi altalenanti, di fatto non è mai scesa sotto i 2 milioni di unità. Nel periodo 2015-2019 era addirittura riuscita a risollevarsi fino a superare anche i valori pre-crisi del 2008. E invece l'occupazione dei ragazzi 25-34 anni inizia il suo declino in realtà molto prima della grande crisi finanziaria del 2008. Infatti osserviamo una curva discendente che inizia a manifestarsi già nel 2004.
Inoltre il periodo che abbiamo appena visto, no, di sostanziale recupero, che è quello tra il 2015 e il 2019, quindi di generale crescita, risulta essere per i millennials un momento di sostanziale stabilità. Non solo, è interessante leggere anche come l'invecchiamento sia parimenti riscontrabile nella popolazione di occupati. Lo racconta bene questo grafico, che mette in evidenza la riduzione del peso percentuale sul totale degli occupati dei giovani, in età compresa sempre tra i 25 e i 34 anni, che passa dal 28,1% al 17,4%, e della fascia 35-44, che passa dal 32,3 al 24,7. Viceversa, invece, per i lavoratori, chiamiamoli così, più anziani, la fascia quindi 45-54 anni passa dal 22,7% al 31,1%, e i lavoratori prossimi all'età pensionabile, quindi 55-64 anni, passano addirittura dal 7,6% al 18,8%. Raddoppiano addirittura i lavoratori over 65, che da 1,5 passano al 2,9. I dati di fatto ci consegnano una situazione precaria del lavoro che diminuisce sia in quantità che in stabilità. Allora abbiamo un po' osservato la formula delle assunzioni a tempo indeterminato, e anche qui vediamo che i giovani nel passaggio dal 2008 al 2019 hanno visto dimezzare la possibilità di avere un contratto a tempo indeterminato. Si è passati dal 17% al 9%. Crescono all'opposto le assunzioni a tempo determinato, quindi 9 punti percentuali in più nel passaggio dal 2008 al 2019, e cresce anche il lavoro somministrato, come vedete. Perde anche la formula dell'apprendistato, che è un ibrido tra la formazione e l'inserimento stabile. La stessa ricerca dell'Ipsos per Unioncamere del Veneto, in collaborazione con l'Eurosportello del Veneto, racconta che la metà dei giovani veneti è proprio alla ricerca invece di una sicurezza economica che vorrebbe raggiungere primariamente attraverso una retribuzione fissa. Però qui la retribuzione fissa sembra non esserci. A questa però fanno appello a forme integrate di welfare aziendale, che viene considerato dai giovani come un elemento indispensabile per poter creare una famiglia. Negli ultimi anni abbiamo anche vissuto una situazione particolare e direi di contingente difficoltà, legata proprio alla crisi pandemica, alla diffusione del virus, del coronavirus. Quindi potrebbe essere interessante chiedersi se, quanto e quali misure politiche di welfare possono essere utilizzate per mitigare tali circostanze. Il grafico in questo caso mostra negli anni 2019 e 2020, messi a confronto, come è diminuito il tasso di occupazione, diminuito anche qui drasticamente. Perciò studiare, ripeto, dove e come ha colpito la pandemia può essere utile per capire quanto, dove e che tipo di welfare immaginare per contrastare fenomeni di esclusione sociale. Altri approfondimenti arriveranno prossimamente con le nostre pillole dei numeri del welfare, però intanto è possibile concludere pensando a delle considerazioni. L'attenzione sulla convivenza di più generazioni nel complesso tessuto socio-economico italiano e soprattutto veneto è viva. È un tema di dibattito molto, molto attuale. In relazione in merito, ad esempio, l'ultimo rapporto della Fondazione Nord-Est e le note che sono uscite nei quotidiani in questo periodo, ma ben lo racconta anche numerosi articoli, numerosi studi che osservano appunto il fenomeno demografico e come esso incida sulle dinamiche socio-economiche del nostro paese e del nostro territorio.
L'inverno demografico anticipa un certo raffreddamento economico e il calo dei giovani, come abbiamo visto, con l'aumento proporzionale degli anziani, incide sul potenziale creativo e anche sul potenziale innovativo di un territorio. Elemento questo di cui le politiche di un paese dovrebbero occuparsi. Anche il focus sui millennials è significativo, proprio per ricordare come questa generazione di lavoratori stia di fatto manifestando esigenze diverse, da quelle sentite, raccontate, vissute dalle generazioni precedenti. È interessante un'indagine internazionale di Deloitte che rileva una certa preoccupazione tra i giovani millennials della generazione Z, no? La survey restituisce un quadro di due generazioni che fanno un po' fatica a tenere insieme il desiderio di cambiamento con la complessità e con le sfide quotidiane. Fatica che si manifesta soprattutto nel campo lavorativo, perché si chiede flessibilità, si chiede lavoro da remoto, buon equilibrio tra vita e lavoro, opportunità di sviluppo, opportunità di formazione, di apprendimento. Ma tra gli aspetti considerati nella scelta di un lavoro c'è la formazione, ambienti meno rigidi e ambienti dove poter parlare apertamente e contribuire alla cultura dell'azienda. Interessante come questa inchiesta approfondisca il tema dello stress correlato al lavoro. Quasi la metà degli intervistati dichiara di sentirsi burned out, quindi stressato per l'intensità del lavoro. E tra coloro che negli ultimi 2 anni hanno cambiato azienda, il burnout è citato tra le prime 3 motivazioni di abbandono. Ed è anche opinione comune tra gli intervistati dichiarare che le aziende non hanno per niente compreso l'impatto legato allo stress lavorativo. Allora, carico di lavoro e scarso equilibrio tra vita privata e appunto lavoro sono tra i fattori che contribuiscono proprio al burnout. Allora le politiche di welfare dovrebbero sì supportare i dipendenti con dei salari competitivi, con benefit, ma anche offrire pari opportunità di sviluppo. L'ascolto diventa importante perché le persone che si sentono più connesse hanno bisogno di sentirsi anche ascoltate e quindi sviluppano un maggiore anche senso di appartenenza. Concludo con dei versi anche famosi di Bob Dylan che dice: essere giovani vuol dire tenere aperto l'oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro. Beh, versi che forse descrivono bene quello che è lo stato d'animo dei giovani di oggi. I dati che vi abbiamo presentato documentano la necessità di rilanciare una complessiva politica di welfare che consideri appunto non solo il circolo fruttuoso che si crea tra la formazione e il lavoro, ma che vada proprio a promuovere interventi utili alla creazione di una società a misura delle persone, a misura dei giovani e delle loro aspirazioni e dei loro bisogni. Grazie per l'attenzione e alla prossima puntata.